Il cielo è folle, dal diluvio al sole in 90 minuti, metafora della sfida che stiamo andando a raccontarvi. Giove plumbeo e il calcio, analoghi capricci di imperscrutabile destino. Serie D girone E, Ligorna-Savona. Benvenuti. 25esimo sotto una pioggia battente, ci prova il Savona, cross per Murano, palla alta. 30esimo ospiti con De Martini che lotta, si batte, vince un rimpallo, tira Polidori, dice no. 43esimo, trattenete il respiro perché succede tutto in un minuto. Zunino crossa al centro, Damiani sfiora e pare cica la sfera, che arriva De Persis, scarico su Rebecca che si gira e segna un gol da grandissimo bomber. Rividiamo la prodezza di Rebecca che porta sull'1-0. Ma fermi tutti, ricordate che dovevate trattenere il fiato? 30 secondi dopo Murano si invola sulla fascia, fa sportellate, lascia partire il tiro che va in rete. In meno di un minuto il Savona riaggancia il pareggio. È 1-1. Inizia il secondo tempo ed è ancora il Savona all'attacco. Boggian sulla sinistra lascia partire lo shoot, ma Pulidori è attento. 15esimo, il riscatto di Pare. Cross dalla sinistra per Murano, che va in cielo e insacca una rete strepitosa. Doppietta per lui e ospiti in vantaggio. È 1-1. Reazione rabbiosa del Ligorna, dalla distanza Chiarabini, ma Prisco vola. 85esimo, la svolta, punizione per il Ligorna, la palla arriva in area, balla pericolosamente, Panepinto la spinge dentro, tutto cambia perché nulla cambi, si torna sul pari, è 2-2. Ligorna e Savona ci regalano una partita veramente emozionante che finisce con un pareggio tutto sommato corretto.